Per quanto riguarda Padova, l'USL Euganea, c'è stata una conferma con il potenziamento insomma, anche di Cittadella, Schiavonia, piuttosto che Campo San Piero, CTO e anche Piave di Sacco, quindi come ospedali importanti per tutta l'area padovana. Il Sant'Antonio, come era previsto, abbiamo predisposto la scheda di transizione, il Sant'Antonio passa quindi all'azienda sanitaria, ma questo avverrà nei tempi previsti con un tavolo tecnico tra le due aziende e soprattutto entro il 31/12/2020, quindi nessuno si deve preoccupare, non si devono preoccupare i cittadini, i padovani continuano ad avere i loro punti di riferimento, i loro reparti, questo l'abbiamo anche inserito in questa scheda apposita transitoria che mette in evidenza apicalità e posti letto del Sant'Antonio. Per quanto riguarda invece Casa di Cura di Abano, abbiamo ripristinato i 5 posti mancanti per quanto riguarda ortopedia, abbiamo sottolineato che il pronto soccorso continuerà ad essere mantenuto e verrà pagato a funzione, quindi con un finanziamento a parte, questo anche in questo caso per tranquillizzare, per rassicurare i cittadini dei colli che non perderanno il punto di presidio appunto che rappresenta la Casa di Cura di Abano. Viene tolto e viene confermato invece il non titolo di presidio e questo sarà invece valutato da qua a 2 anni per un eventuale ritorno in questa decisione.